Direttore Bramezza, finalmente può chiudere il reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo. Com'è stato questo periodo? Beh, è stato un periodo difficilissimo, questo reparto è iniziato a funzionare il 10 di marzo, è stato attivato in pochissimi giorni con un grande lavoro da parte del nostro ufficio tecnico e dell'ingegneria clinica e del personale delle terapie intensive di San Donà e Portogruaro. Ha accolto molte persone, alcune sono decedute, altre invece sono guarite e sono tornate finalmente a casa. Ieri è uscito l'ultimo ospite che è passato al piano sopra, quello delle malattie infettive, e chiudiamo finalmente questa fase, questo reparto, che però non chiuderà del tutto, perché rimarranno tutte le attrezzature, tutti i letti tenuti a disposizione, perché se ci dovesse essere, speriamo ovviamente di no, un ritorno della pandemia nel periodo autunnale, questo reparto potrà essere nuovamente riutilizzato. È stato un vero miracolo da un punto di vista tecnico. Noi in 96 ore abbiamo veramente costituito questo bellissimo reparto che ha lavorato per quasi 3 mesi in maniera perfetta. Dopo questo lungo periodo di emergenza, com'è vedere questi letti finalmente vuoti, direttore? Beh, da una parte è una grande soddisfazione, e dall'altra vengono in mente tanti ricordi da quando siamo partiti il primo giorno ad allestire il reparto a tutti i giorni che poi si sono succeduti. E nella mia mente rimangono i volti dei ragazzi, delle ragazze, degli infermieri, dei medici che per la prima volta entravano con tutte le tute protettive. Veramente hanno dimostrato una professionalità, una capacità ed una anche umanità che sono veramente esemplari. Di questi non finiremo mai di ringraziarlo.